Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata di 7 in punto. L'attualità oggi ci porta a parlare di cibo, di etica della produzione ma anche di innovazione. Con noi questa mattina c'è Paolo Minella che è responsabile del settore ambiente ma anche giovane impresa per Coldiretti Padova. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, in queste giornate caldissime per quanto riguarda l'alimentare, la carne sul banco degli imputati così come anche gli insaccati. In una regione che è tra i maggiori produttori di carne d'Italia e ovviamente che ha una tradizione fortissima, penso solo alla soppressa, questa è una notizia che ha creato un certo allarme. Sta creando delle grosse perplessità da parte nostra del mondo agricolo, perché effettivamente noi da anni continuiamo a dire che la nostra carne, ma non solo, i latticini, l'ortofrutta sono tra i più sicuri a livello mondiale e anche la carne, in questo caso attaccata di fatto per questo problema legato alla possibilità che può far male a noi umani, ci sta creando dei problemi, ma tutto sommato non siamo preoccupati più di tanto. Ma questo cosa vuol dire per un settore che ha impegnato tutto se stesso nella tracciabilità, le bandiere della Coldiretti al Brennero per mostrare, per cercare di bloccare i prodotti che arrivano dall'estero e che non sono controllati? Guardi, io vi devo dare un dato, siamo preoccupati con moderazione. Questa mattina molti nostri agricoltori che vendono la carne nei nostri mercati ci hanno chiamato e hanno detto avevamo paura di avere delle ripercussioni negative. E hanno detto guardate, abbiamo avuto un più 20% stamattina, la gente si fida e vede la nostra carne con la nostra faccia, con la filiera tracciata, con i controlli che abbiamo che, come dicevo, sono a livello mondiale sono i più assidui e la dimostrazione è questa: stamattina vendevano più carne. Quindi il problema è questo, fidarsi di chi produce, quindi il problema è la produzione di scarsa qualità e il fatto che non si conosca quello che viene utilizzato, soprattutto anche nella lavorazione di queste carni. Noi la battaglia la facciamo non solo per le carni, ma anche per esempio per i trasformati di ortofrutta. Pensiamo ai pomodori, si parlava la settimana scorsa appunto dei pomodori, dove non sappiamo dentro da dove venga la materia prima, non è tracciata e quindi quello che vogliamo è solo trasparenza, non vogliamo altro, la gente deve sapere quello che mangia. Punto. Ecco, noi questa puntata era nata prima di questa notizia dell'allarme sul consumo eccessivo di carni lavorate e volevamo parlare in realtà degli Oscar Green che hanno coinvolto tantissimi giovani del Veneto in sperimentazioni di nuovi modi di fare agricoltura e non solo, nuovi modi di fare impresa che mettono in mezzo la cultura, che mettono in mezzo l'ambiente, la salvaguardia, anche la sostenibilità di queste produzioni. E c'è una notizia che secondo me è bene ribadire perché forse è poco conosciuta: anche sul fronte della sostenibilità delle produzioni il Veneto è tra le regioni d'Europa e del mondo che ha minore impatto, diciamo così, sull'ambiente. Il futuro è proprio questo, noi dobbiamo produrre alimenti in maniera sostenibile, non possiamo continuare a buttare dentro più energia di quella che ricaviamo e quindi siamo molto attenti nel fare questo come mondo agricolo e cerchiamo quindi di valorizzare le nostre produzioni. La filiera corta ne è una dimostrazione, il chilometro zero è nato non tanto per avere l'agricoltore davanti quindi con la trasparenza, no, del mondo agricolo, ma più che altro per risparmiare anidride carbonica, per risparmiare CO2, per evitare giri pindarici del nostro prodotto e che poi ci mangiamo nello stesso territorio di produzione dopo che ha fatto magari 1000, 2000, 5000 chilometri. Ecco, proprio in questi giorni si parla ancora di nitrati, no? Legato proprio sempre alla carne. Anche questa è una cosa che da noi alla fine si è scoperto che in realtà non eravamo fuori norma.
Noi siamo assolutamente, rispettiamo assolutamente quella che è la legislazione. I nitrati sappiamo benissimo che se utilizzati in maniera abnorme possono far male, nei trasformati, e quindi anche in questo caso l'OMS in queste ore ha detto che potrebbero far male i nitrati e comunque i prodotti trasformati, quindi in scatola, ma sempre la cosa è legata non tanto alla materia prima, che comunque deve essere controllata e garantita, ma più che altro a queste sostanze che sono di fatto legate alla conservabilità delle nostre produzioni, che se inserite in maniera abnorme o comunque se ingerite da parte dei cittadini in maniera abnorme, ecco perché lo diciamo tutti, non è che uno deve mangiare carne, ma lo stesso vale per i latticini, non deve mangiare carne tutti i giorni della settimana. Noi siamo convinti che la nostra bellissima, copiatissima e fra l'altro patrimonio dell'UNESCO dieta mediterranea sia comunque una cosa che dovrebbero seguire tutti. Difatti è da molto tempo che, devo dire, le associazioni agricole anche insieme hanno fatto tante battaglie per la tracciabilità da una parte, ma anche per la stagionalità, per la varietà, per la varietà della dieta, e credo che sia alla fine quello che ha detto lei prima, il fatto che le persone premino con l'acquisto vuol dire che è un messaggio che in maniera trasversale un po' sta passando. Stare sì attenti a quello che si mangia, stare attenti a non ingerire alimenti che non si sa da dove provengano. Sia gli alimenti che non sappiamo appunto da dove provengono, quindi quale sia la materia prima, e ovviamente parlando di dieta mediterranea è giusto variare, quindi variare con la carne, variare con il pesce e variare un po' con le nostre migliaia e migliaia di ricette di produzioni agricole che abbiamo in Italia. Tra l'altro c'è una bella iniziativa sul pesce che non riguarda la Coldiretti, però è vero che anche la stagionalità nel pesce non è molto conosciuta e quindi anche lì bisognerebbe educare le persone ad utilizzare carne e pesce anche a seconda delle stagioni, non soltanto gli ortaggi. Assolutamente, molti per esempio non sanno quando c'è il fermo pesca, quando magari di sicuro non può essere pesce nostro, pesce italiano, pesce delle nostre riviere, diciamo, no? Dei nostri mari. Quindi anche in questo caso c'è assolutamente bisogno di far conoscere e di informare i cittadini. Allora, Oscar Green, stiamo parlando di questo oggi, i giovani in agricoltura. Come sono i nostri giovani veneti in agricoltura? Sono innovativi, hanno voglia di sperimentare? Che cosa avete trovato all'interno di questi Oscar Green? Beh, allora Coldiretti ormai da quasi un decennio promuove ogni anno nelle varie province e regioni italiane l'Oscar Green, che è un Oscar legato appunto all'agricoltura, dove vengono premiate queste idee innovative che i nostri giovani portano nelle loro aziende appunto come start-up innovativo. E noi ogni anno premiamo appunto i migliori, diciamo, anche se sono tutti bravi. Qui a Padova appunto quest'anno abbiamo premiato Avete fatto l'Unplane a Padova su 5 3 idee innovative sono state premiate proprio di Padova, quindi diciamo su 5 premiati del Veneto 3 sono qui, che dopo magari racconteranno la loro storia. Dopo li conosciamo, perché esatto. Questa trasmissione è nata anche per dare loro un po' di visibilità, perché sono aziende che hanno bisogno prima di tutto di avere il sostegno di altre organizzazioni che magari fanno da tutor per non fare errori e crescere sano, e poi di finanziamenti magari che non guastano mai, ma anche di far vedere i loro prodotti e farli conoscere. Questa è una cosa che noi tentiamo di fare oggi, presentandovi anche questi esperimenti. Ho visto che c'era un po' di tutto, comprese delle orchestre alternative e delle produzioni a base di alghe. Beh, diciamo che veramente i ragazzi non mancano di idee innovative. Quella delle alghe, ormai abbiamo le alghe per produrre alimenti, per produrre cosmetica, alghe per produrre anche biocombustibili, senza appunto inserire dentro delle materie prime costose a livello energetico, quindi da scarti e da CO2, quindi recuperando l'anidride carbonica per alimentare le alghe che con la fotosintesi clorofiliana di fatto si moltiplicano, e da queste alghe possiamo arrivare anche ai biocombustibili. Ma anche la campagna veneta è cambiata veramente tanto negli ultimi decenni, perché noi siamo sempre stati noti per essere la pianura fertile che produceva il grano per il pane. Adesso stiamo cambiando, abbiamo ormai cambiato pelle, c'è una varietà dal vino ai formaggi, cioè voglio dire, c'è veramente una grande varietà.
La pianura fertile per fortuna esiste ancora, spero certo. che esista dipende da quello, in futuro, un po', esatto. che duri proprio per noi, per il mondo in generale. Ma tra i premiati, per esempio, quindi che così fanno capire che tutto sommato ci sono sì delle idee innovative, ma sono delle idee delle volte anche di filiera. Per esempio c'è il birrificio Antoniano che dopo sarà presente qui con voi, e anche lì la filiera qual è? È quella dell'orzo distico da birra, dove questo birrificio agricolo farà lavorare decine e decine di agricoltori che produrranno l'orzo distico appunto per produrre la birra, ma anche c'è chi già produce il luppolo sempre per arrivare a questa bevanda che è di fatto agricola, e quindi valorizziamo il territorio a 360 gradi. Quindi c'è anche bisogno di imprenditori che sappiano valorizzare le produzioni del territorio, perché questo apre un altro capitolo doloroso, nel senso che molto spesso quello che si lamenta è che la redditività dei prodotti agricoli per chi li produce è bassa, quindi creare degli esperimenti di filiera anche più corta magari dà più soddisfazione a tutti. Guardate, gli agricoltori nel momento in cui producono e non si preoccupano di vendere perché magari lasciano la vendita ad altre persone, per certi aspetti può anche andare bene, ma per certi altri contesti è micidiale, nel senso che è molto meglio che l'agricoltore si organizzi, come fanno anche imprese industriali, nella produzione, sapendo dopo dove andrà il proprio prodotto, sapendolo prima, perché così sa anche le qualità, le quantità di produzioni che deve fare proprio per i vari mercati che ha davanti. Non può guardare in cielo e dire speriamo che qualcuno mi venga il prodotto. Perché ma c'è spazio, e qui torno sul tema appunto dei giovani e delle giovani imprese, per delle aziende nuove, innovative, che sappiano sfruttare e valorizzare un'agricoltura tradizionale che c'è nel territorio? Guardi, le devo dire la verità, non servono migliaia di ettari, al di là che noi in Italia abbiamo una media di 4 ettari di terreno, quindi è molto poco, ma abbiamo aziende che ricavano reddito, vedremo dopo anche l'aceto di rose, bastano magari poche migliaia di ettari, cioè migliaia di metri, quindi bastano 5.000, 10.000 metri quadrati per coltivare appunto, queste colture particolari che però danno un valore aggiunto nella fase di trasformazione, nella produzione per esempio dell'aceto di rose piuttosto che di creme. C'è qualche aiuto per questi ragazzi che vogliono continuare in questo settore? Un aiuto importante lo dà la comunità europea attraverso anche le regioni, quindi il piano di sviluppo rurale, che fra l'altro adesso a breve si apriranno i bandi, quindi a fine anno, e un piccolo aiuto come start-up per la partenza di queste aziende, di queste giovani aziende, di questi giovani imprenditori c'è, e quindi e lo dimostra il fatto che a livello nazionale abbiamo sempre più ragazzi, ma anche da fuori del mondo agricolo, che si avvicinano al mondo agricolo per partire proprio con un'attività legata all'agricoltura. Visto che c'era anche Arrigo Cipriani alla serata degli Oscar Green, sicuramente avrà trovato qualcosa da sperimentare anche lui all'interno dei suoi locali. Arrigo Cipriani aveva e ha questo terreno ereditato, e quindi finalmente, noi fa molto piacere, ha deciso di valorizzarlo con l'agricoltura. un nuovo agricoltore, diciamo così, noto in tutto il mondo, ma devo dire che anche attraverso l'Expo il bilancio per la nostra agricoltura sembra essere positivo, sembra vedersi già anche nei numeri delle richieste di prodotti agricoli italiani che sembrano essere in salita. Per noi come Coldiretti sapete che siamo partner nazionali di Expo, quando siamo entrati non ci credeva nessuno, ci dicevano che sarebbe stato un disastro, sarebbe stato un fiasco completo, i numeri ci stanno dando ragione, è stato invece un grande successo nazionale e mondiale. Grazie a Paolo Minella, appunto responsabile del settore ambiente e giovane impresa di Coldiretti Padova. Questa puntata, come vi ho detto, è tutta dedicata a questi giovani che si vogliono sperimentare nel mondo dell'agricoltura, e andremo a conoscere alcuni di loro. La prima esperienza che andiamo a conoscere è quella proprio dell'aceto di rose, attraverso l'esperienza di una famiglia, una comune famiglia, vivono in un appartamento, che si è ritrovata invece ad avere un prodotto innovativo e molto richiesto già fin dalle prime battute. Grazie allora a Paolo Minelli, andiamo a conoscere tra pochissimo Corinne Santaniello. A tra poco.